Ciao, vieni a scoprire con me la Christmas Fantasy Week. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della Christmas Fantasy Week. Oggi sono il Grinch, oggi sono tutta verde, il mio make-up è ispirato al Grinch, ovviamente non ho riproposto proprio il make-up Grinch, quello fedele, anche perché è stato fatto già l'anno scorso e ne ho visti talmente tanti che ho deciso di non riprodurlo. C'è da dire che io mi annoio anche facilmente a vedere cose che vengono fatte troppo spesso e di continuo, quindi eccomi qui con la mia versione glam del Grinch, super verde, ma bando come al solito alle ciance e io vi lascio al tutorial tutta ingrugnita. Ho già messo il correttore della palette di MAC che è la Pro Conceal and Correct Palette, molto chiaro, più chiaro giallino che vedete. Vado adesso a mettere un velo di cipria leggerissimo, una cosa che non faccio mai, ma con il verde, visto che è un colore complicato, non si scherza, non mi fido, quindi metto giusto un velo di cipria come base. Dopodiché con il Lash Line Smudger di Nabla vado a prendere questo verde qui dalla palette di Morphe 35B e vado a segnare la mia cut crease e comunque la mia linea molto alta. A questo punto vado a sfumare con lo stesso pennello con movimenti circolari piccolissimi verso l'alto, giusto per togliere, diciamo, la linea netta, niente di più. Adesso dalla palette di NYX di Brights vado a prendere questo verde qui nell'angolo con in realtà un altro Lash Line Smudger, quindi è lo stesso però è un altro pulito. Vado prima a picchiettare il colore e poi a sfumarlo questa volta con il Pointed Crease. Adesso vado a prendere il verde esattamente accanto, questo verde acido qui, e con un pennello piatto, questo qua è un pennello di MAC, credo 112, vado proprio sotto il sopracciglio è il momento di tagliare questa piega, quindi vado sempre con la palette di correttori a prendere questo più chiaro e questa volta il pennello è proprio Cut Crease Maker di Nabla. Adesso su questa bella piega vado a mettere questo colore lime molto scintillante della palette di Pat McGrath Labs Mothership con un pennello piatto a caso, raga, perché questo è vecchio e non c'è nemmeno più il brand, quindi non saprei aiutarvi, comunque basta un pennello piatto. Adesso con questo pennello di Mulac, che in realtà è il pennello da labbra, vado a fare i dettagli. In realtà non voglio una cut crease super precisa, quindi le vado a sfumare un po' il bordo, ma prima di fare questo vado a rinforzare il verde scuro che abbiamo applicato come primo colore. E vado a sfumare i bordi. È il momento dell'eyeliner, prendo il Black Track di MAC e il Liner and Brows di Nabla.
Adesso che avete applicato l'eyeliner andatelo a fissare con una polvere, quindi con un ombretto nero. Il mio preferito è Black Truffle della palette di Huda Beauty Rose Gold, questo qua, perché è super nero, super pigmentato, il nero più nero che abbia mai provato. Vi faccio vedere l'effetto perché così si opacizza l'eyeliner e si tiene fermo, altrimenti si mischia un po' con tutto questo shimmer che abbiamo messo sopra la palpebra. Poi col verde brillante della palette di Urban Decay Jean-Michel Basquiat prendo Exo, che è questo verde brillante. Qui io lo rendo il mio punto luce. Vado anche fino a su, così sfumo con il resto dei colori. Vado alla palpebra inferiore, sempre con il pennello Lash Line Smudger, ma prima di fare questo, visto che ho notato che c'è un po' di nero, vado a pulire questo con una salviettina umida. Ho già applicato un velo di correttore perché questo mi aiuterà a far attecchire ancora al meglio e dare la brillantezza al colore. Sotto vado invece ad applicare il verde intermedio ed infine il colore più chiaro. Matitina verde interno occhi, questa è della stessa collezione di Jean-Michel Basquiat di Urban Decay e si chiama Post Punk. Come tocco finale agli occhi, visto che abbiamo finito, ho messo ovviamente 2 mazzetti di ciglia finte perché così volevo fare, mi piace di più l'idea di 2 mazzetti di ciglia finte. Vado a mettere come ultimo tocco, dicevo, l'eyeliner verde, questo qua di Fenty Beauty, che si chiama Jalapeno, e vado a fare solo un tratto dalla parte finale iniziale, scusate, dell'eyeliner fino a su. Quando passiamo finalmente al viso, visto che abbiamo finito gli occhi, vado con il Close Up Foundation L50. Dopodiché vado a mettere il correttore, sempre Close Up Concealer, mettere i colori Medium Peach, Ivory e Porcelain. Vado a fare il mio solito soft baking e quando siete arrivati a questo punto togliete subito via. Scaldo un po' il viso con la Sunrise Terra 301 di Mesauda. Questo è il powder brush di Nabla. È importante per contrastare il verde usare tipo un blush color pesca. Per questo motivo vado a prendere questo dalla palette di Mulac che si chiama Winnie ed è lo 01. Il pennello invece che sto usando è il Powder and Bronze di Charlotte Tilbury. Come illuminante vado a prendere il nuovo di Mesauda che si chiama Angel e che adoro. Come rossetto invece prendo il rossetto liquido di Kylie Cosmetics che si chiama Trick. Questo colore è molto bello, però mi dà più l'idea di blu oceano che di verde, quindi vado a metterci sopra un po' di ombretto verde, quello più scuro che abbiamo usato nella piega. Ma io voglio esagerare col verde, quindi ci vado a mettere anche questo qua. Molto più verde. Mi apparecchio tutta, insomma si tratta di mettere parrucca e altro e rendermi il Grinch
che vorrei proprio essere super glam. Ed eccomi qua, bella grinciata a dovere, e non dimentichiamo che il Grinch è un po' la star di Natale. Adesso andrò a completare il look aggiungendo giusto dei piccoli strass, verdi ovviamente. Il make-up è finito, io ho messo su questa tutina di Topolino giusto perché mi sembrava carina, lo so che magari può non c'entrare niente, ma per me sì. C'è anche il cappuccio, ve lo faccio vedere. Un po' Mr. Grinch che si chiude bello pigro a casa, no? Quindi io sono la signora Grinch oggi. Spero che questo make-up vi sia piaciuto. La Christmas Fantasy Week è stata una figata. Questo è l'ultimo video che ho filmato, non so come lo programmerò, però è stato stancante perché è stato concentrato in più giorni, ma è stato emozionante e bellissimo. Io come al solito vi saluto, spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuta questa serie vi prego iscrivetevi e niente, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!